Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Pace del Signore a tutti. Alleluia. Oggi 13 ottobre 2022 siamo qui per una preghiera in più, la preghiera del mattino, dove noi ci raduniamo di modo virtuale, online, per pregare il Signore insieme, per cominciare la nostra giornata ai piedi del Signore, per consegnare al Signore il nostro oggi, la nostra casa, la nostra vita, pregando uni per gli altri. Alleluia. Alleluia. Preghiamo al Signore e dopo la preghiera noi leggeremo il capitolo 12 agli Ebrei. Stiamo leggendo questo libro e oggi leggeremo il capitolo 12. Amen. Quindi preghiamo al Signore presentando ogni richiesta di preghiera. Amen. Presentando i malati, i bisognosi, gli orfani, le vedove. Presentiamo al Signore ognuno che è in difficoltà, che ha bisogno di un lavoro, che ha bisogno di un miracolo. Presentiamo al Signore. Amen. Lui può fare ogni cosa. Lui è quello che può fare ogni cosa. Signore Gesù, Dio grande, Dio potente, davanti a te, Signore, noi siamo per lodare il tuo santo nome. Signore, lodiamo il tuo santo nome. Tu che sei quello che era, che è, che sempre sarà. Tu che hai il governo, Signore, di ogni cosa. Tu che hai la chiave di Davide che apre e nessuno chiude, che chiude, nessuno può aprire. Tu che sei il principe della pace, la stella di Davide, leone della tribù di Giuda. Signore,
tu che sei il Giglio della Valle, tu che sei il Dio dell'impossibile, tu che sei aiuto, soccorso presente nell'ora della difficoltà. Tu che sei grande e non c'è un altro fuori te. Signore, tu sei grande. Signore, tu sei potente. Tu sei quello che sei giusto. Per te il colpevole non è innocente, nemmeno innocente è colpevole. Tu sei quello che lotta per noi. Tu sei quello che vai davanti a noi. Tu sei il generale di guerra. Padre Santo, tu sei la nostra bandiera. Tu sei il Dio che tutto governa. Signore, Signore, io ti lodo, Padre. Io ti rendo grazie. Signore, possiamo vivere tutta la vita, tanti anni, ma mai riusciremo a capire la tua grazia. Mai riuscirò a capire come mai un Dio così grande mi ama tanto. Come mai un Dio così santo si è offerto per me come un colpevole, come un peccatore. Dio, questa grazia mi costrange. Il tuo amore è così grande, così grande, che darò io al Signore per contraccambiare. Berrò il calice della salvezza e ti esulterò mentre vivrò. Come ha detto Davide, come ha detto il salmista. Signore, tu sei grande in forza, grande in grazia e grande in misericordia. E grazie, Signore. Grazie per amarci così tanto. Grazie per la tua misericordia che è la causa per cui non siamo consumati. Grande tu sei, Signore. Grande tu sei. Grande tu sei. Padre Santo. Ti lodo, Signore. Ti lodo per la tua bontà, per la salute, per la famiglia. Ti lodo, Signore, per il cibo che tu provvedi ogni giorno per noi. Ti ringrazio, Signore,
Ringrazia perché tanti volevano avere l'opportunità che tu mi hai dato. Tanti volevano l'opportunità, ma ora sono in un ospedale, in un carcere, ti chiedendo una nuova opportunità. Signore, che tu possa ascoltare, che tu, Signore, possa cambiare questa situazione. Signore, nel nome di Gesù, visita i malati. Signore, guarisci i malati, dai vita, Signore, a quello che sta vicino alla morte, a quello che non c'è più speranza, più aspettativa, che tu possa cambiare queste storie, che tu possa fare un miracolo, che tu possa, Signore, dare una testimonianza a questa persona. Padre, nel nome di Gesù, tu puoi, Signore. Tu puoi, Signore. Guarisce, guarisce, Signore. Quelli che sono malati a casa. Padre Santo, ti chiediamo Gesù. Ti chiedo, Signore, per il mio suocero che è malato. Signore, ti chiedo per Milvia. Ti chiedo per la mamma di Adriana. Signore, che tu possa visitarli. Nel nome di Gesù ti chiedo per la salute della mia mamma. Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Ti chiedo salute. Ti chiedo per la salute di Denisa, Signore. Padre, ti chiedo guarigione. Nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù ti presento, Signore, la sorella Anna. Ti chiedo controllo, Signore, della sua glicemia. Ti chiedo stabilità, Signore, ti chiedo salute. Signore, io ho visto già tu guarire, Signore, una persona diabetica. Io ho visto. Io ho vissuto con questa persona. Signore, io so che tu puoi fare anche oggi. Se tu vuoi, Signore, tu puoi fare. Come ha detto quell'uomo, se tu vuoi guarirmi, Gesù ha detto sì, io voglio. Signore, Signore, sono tante le malattie di questo mondo, ma tu, Signore, hai la guarigione per ognuna. Tu sei potente. Può darsi che la scienza non ha scoperto ancora una medicina, una cura per questa malattia, ma tu hai, Signore, tu hai la guarigione. Tu hai la guarigione. Tu hai la guarigione. Può darsi che i medici hanno detto non c'è come, non c'è cosa fare.
è un problema genetico, è un problema... Sei nata così, sei nato così. Non possiamo fare nulla. Signore, ma tu puoi fare, perché tu ci hai creato. Tu conosci ogni cellula del nostro corpo. Tu puoi, Signore, dare un comandamento oggi. Tu puoi dire a questo organo di tornare a funzionare come hai fatto nella vita di tanti che erano sterili, che vediamo oggi sulla Bibbia, il miracolo. Tanti che erano già vecchi, non avevano più età per avere figli, ma tu hai dato un comandamento agli organi. Tu puoi fare oggi, Signore, tu puoi guarire di qualsiasi malattia, di qualsiasi cosa, perché tu sei quello che comanda. E il corpo, e il vento, e il mare, e il sole devi ubbidire la tua voce. Così come una parola, tramite una parola tu hai creato il mondo. Così come tramite la parola tu hai calmato il mare, la tempesta. Così come con una parola tu hai guarito tanti. Signore, ti chiediamo, parla a questa situazione, parla a questa malattia. Signore, basta una parola tua e questa persona vivrà e questa persona sarà guarita e tutto tornerà a funzionare. Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre, tocca questa persona. Nel nome di Gesù, tocca questa persona. Tu sei grande. Signore, ti presento, Signore, gli orfani. Ti presento, Signore, le vedove. Signore, io ti presento quelli che non hanno una casa. Signore, quelle famiglie che non hanno dove abitare. Magari abita sulla strada o abita di favore o in una casa popolare. Signore, che tu possa cambiare la vita di queste persone. Tanti come quello assistito del Paco che abita da solo in un campo e la sua famiglia ha una casa comunale. Non può abitare insieme ai suoi figli. Signore, che lui possa avere questo diritto. Signore, quelli che hanno bisogno di un documento. Signore, che tu possa agire.
quelli che hanno bisogno di un lavoro, Signore, che tu possa aprire la porta che è chiusa, che è chiusa. Magari questa persona ha bussato tante porte e sono tutte chiuse, Signore, ma oggi tu puoi aprirle. Oggi, Signore, tu puoi cambiare questa situazione. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Signore, ti presento i giovani. Signore, tanti giovani perdendo la sua vita, pensando che sta guadagnando. Tanti giovani morendo pensando che sta vivendo. Tanti giovani ingannati coi piaceri di questa vita. Signore, salva questi giovani. Signore, cambia la vita di questi giovani. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, cambia la vita di questi giovani. Ti presentiamo i giovani della Chiesa. Signore, che tu possa usarli con potenza in questo mondo. Che tu possa, Signore, usarli come esempio in questo mondo. Che tramite la loro testimonianza, Signore, altri giovani possano arrivare da te. Signore, nel nome di Gesù, fortificali, che loro possano essere come Daniele, che loro possano essere come Giuseppe. Differenza in questo mondo, differenza nella Babilonia, nella casa del re, differenza. Signore, nel nome di Gesù ti chiedo che loro possano usare i suoi giorni per spendere per te, nella tua casa, nella tua presenza, nella tua opera, servendo a te e agli altri. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo, nel nome di Gesù ti chiediamo. Visita, Signore, i bambini, visita la loro mente. Signore, vede quello che entra nel loro cuore tramite quello che vedono, tramite quello che sentono. Signore, che non possa rimanere niente che non gradisce a te, niente che allontana loro dalla tua presenza. Signore, che loro possano essere protetti, che loro possano essere protetti da te. E nessuna idea, nessuna ideologia, nessun pensiero, nessuna freccia possa prevalere, possa rimanere in piedi, ne possa penetrare in quelle vite. Signore, nel nome di Gesù, proteggi, Signore, il loro cuore, custodisce, Signore, la loro mente, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre, che loro possano crescere nella tua presenza, conoscendo te, conoscendo la tua via, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre. Ti presento ogni famiglia della Chiesa. Signore, ti presento ogni casa. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ti presento ogni casa. E dove, Signore, e dove ha bisogno di pace, che abbia pace. E dove ha bisogno di comunione, che abbia comunione.
dove ha bisogno di rispetto, che abbia rispetto nel nome di Gesù. Dove ha bisogno di restaurazione, che abbia. Di perdono, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, che tu possa agire in ogni casa. Dove manca, Signore, ancora la salvezza per il marito, nella vita del marito, nella vita della moglie, nella vita dei figli, che tu possa salvare. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, così come sei entrato nella casa di Zaccheo, che tu possa entrare in questa casa e che possa avere, Signore, cambiamento di vita, salvezza, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Padre, ti presentiamo le basi missionarie, ti presentiamo, Signore, questo paese. Signore, ti chiediamo nel tuo nome, agisce in ogni città, in ogni paesetto, in ogni provincia. Signore, agisce in ogni regione. Signore, agisce. Che abbia salvezza, che abbia, Signore, una grande raccolta. Che tu possa agire, Signore, nelle nostre basi missionarie, che possa avere salvezza anche lì. Non ci conformiamo, Signore, con una vita, con una chiesa dove si predica la parola e non ha salvezza. Signore, invita il popolo, invita, Signore, quelli che hanno bisogno. Invita, Signore, quello che non vedono più uscita, quelle, Signore, che sono messi, che si sono tuffati nel peccato. Signore, porta lì, perché lì è il luogo del miracolo. È lì che è parlata la tua parola, è lì che c'è liberazione per questa persona. Porta, Signore, porta, Signore, invita, attrae queste persone, perché loro possano ascoltare la tua parola. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che abbia battesimo con lo Spirito Santo, che abbia, Signore, doni spirituali. Signore, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo, Signore, che tu possa, Signore, ascoltare la nostra preghiera. Signore, nel tuo nome ti chiediamo. Signore, confidiamo che tu sei quello che agisce, che tu sei quello che ascolta e tu sei quello che farai ogni cosa. Padre, nel tuo nome ti chiediamo. Signore, continua con il nostro pastore, aiutalo. Signore, aiutalo. Fortificalo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Signore, ti presento il congresso delle donne. Ti presento le donne, Signore, di questa chiesa. Padre, tocca, Padre, ognuna, invita. Parla, Signore, nel nome di Gesù, perché tu non ci hai chiamato per stare ferma. Tu non ci hai chiamato, tu non hai cambiato la nostra vita, tu non hai fatto un miracolo nella nostra vita per stare ferma, Signore, ma per fare la tua opera, per fare la tua opera, per stare in movimento, Signore, per stare insieme come Chiesa. Padre, ti chiedo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, tocca ognuna oggi, in questo momento. Signore, nel nome di Gesù fa un'opera. Signore, nel nome di Gesù invita, perché loro possano svolgere il talento che tu hai dato, il dono che tu hai dato. Perché noi possiamo stare insieme, Signore, in un solo proposito. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo
Nel nome di Gesù ti chiediamo. Padre Santo, continua con noi. Continua con noi. Ti chiediamo liberazione per gli oppressi. Signore, visita questa mente oppressa. Visita, Signore, questa persona oppressa. Ti chiedo nel nome di Gesù liberazione. Nel nome di Gesù liberazione. Padre, ti lodo, Signore. Ti lodo, Signore. Tu sei grande. Continua con noi. Continua a parlare con noi. Continua, Signore, a farti presente. Signore, nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Pace Milvia, pace Lucia, pace Anna Maria, pace Mira, pace Silvana, Carminha, pace del Signore, buongiorno a tutte. Oggi le donne sono qui in peso, come si dice in Brasile, in peso. Leggiamo insieme la parola del Signore, capitolo 12. Stiamo leggendo il libro di Ebrei e oggi leggeremo il capitolo 12. Esortazione e perseveranza nella prova. Gloria a Dio. Possiamo leggere insieme capitolo 12. Dice così la parola del Signore. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ti avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Come si deve correre la gara che ci è proposta? Con perseveranza, fissando lo sguardo su Gesù, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come ai figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama, punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga?
Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri di rito per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice venosa venga fuori a darvi molestia, e molti di voi ne siamo contagiati, e che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendete la sua progenitura. Infatti, sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrima, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che tanti udirono, supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono iscritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se no scomparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scorse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scorse come di cose fatte, perché
sussistono quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Amen. Alleluia. Alleluia. Che bello capitolo che ci spinge, che ci consiglia di perseverare nella prova, di ricevere bene la prova che il Signore, la correzione che il Signore ci dà, che il Signore fa nella nostra vita. Prima lui comincia il primo versetto parlando come dobbiamo vivere, come dobbiamo percorrere la gara che ci è proposta, cioè come dobbiamo vivere. Di solito vengono le prove per provare la nostra fede. E dobbiamo correre e vincere questi ostacoli con perseveranza. Con perseveranza. Poi lui parla che per noi nel momento che siamo provati è difficile, ci porta dolore, a volte non capiamo, ma dopo possiamo vedere che per il nostro bene, come un padre che corregge il suo figlio, così Dio ci corregge. Perché? Perché lui ha parlato. Per quale proposito? Per santificarci, perché possiamo essere partecipi della sua santità. Per produrre un frutto di pace e di giustizia. Se siamo corretti dal Signore è perché siamo figli. Se siamo provati è perché Dio vuole generare in noi una cosa più grande. È perché Lui ci ama. Corriamo la gara che ci è proposta con perseveranza. Impariamo dal Signore. Impariamo dal Signore. Noi siamo spesso sulla Bibbia paragonati con un vaso e Dio come il vasaio. E non possiamo noi vasi contendere, parlare contro il vasaio, perché il vasaio deve fare quello che ha bisogno di fare perché il vaso sia bello, sia utile. Lui ha bisogno di lavorare, lui ha bisogno di mettere nel fuoco l'argilla, lui ha bisogno di modellare con le mani, a volte deve stringere un po'. A volte quando siamo provati, come ha detto
L'autore di questo capitolo non sembra recare gioia, ma sì tristezza. Ma dal momento che capiamo il perché Dio mi vuole provare, perché io sono amata, perché io sono figlia, per insegnarmi. La prova diventa un po' più leggera, perché passiamo a confidare nel Signore. Sappiamo che Lui non fa questo per farci male, né per farci morire, ma perché noi possiamo essere partecipi della sua santità. E senza questa, ha detto nello stesso capitolo l'autore, non arriveremo in cielo. Quindi non girare la spalla, non provare, correre, scappare, ma sia provato con gioia, con perseveranza. E guardi sempre Gesù, fissi sempre il tuo sguardo su Gesù, perché Lui è colui che crea la fede e la rende perfetta. Quando un competitore, quando un atleta sta partecipando di una gara, io penso che lui pensa sempre alla fine. Pensa sempre al premio. Questo lo spinge a continuare. Questo lo spinge a continuare, a vincere la stanchezza. Se lui magari guarda intorno, può vedere uno che è passato davanti a lui, un altro che non sembra stare stanco, poi vede tutta la situazione e magari viene lo scoraggiamento. Ma se lui guarda avanti, se guarda al suo premio, se ricorda cosa vincerà, lui continua. Così è la nostra vita, così è con noi. Quando abbiamo lo sguardo su Gesù, sul nostro premio, abbiamo più forza per continuare. Dal momento che guardiamo gli ostacoli, le persone, la situazione, la nostra situazione debole, viene lo scoraggiamento. Quando parlo di questo mi ricordo sempre di Pietro. Mi ricordo sempre di Pietro che finché aveva lo sguardo su Gesù, lui stava vivendo il soprannaturale. Mentre stava guardando Gesù, lui era al sicuro. Ma quando ha guardato intorno, ha cominciato ad affondare. Così succede anche con noi. Così succede anche nella nostra vita.
che possiamo tenere lo sguardo fisso su Gesù, l'autore e consumatore della nostra fede. Non guarda intorno, non guardare indietro, guarda avanti, il premio che ti è proposto. Guarda avanti e per riuscire a vincere tu devi santificarsi, tu devi essere provato, ma che tu sia gioioso nella prova, perché c'è il Signore con te, c'è Lui con te nel fuoco, nell'acqua, c'è Lui con te nella difficoltà, nella siccità, c'è Lui con te. Ti ricordi che Lui è sempre con te. E Lui ti ama, quindi non è per farti male, non è per la tua morte, ma è per un proposito molto, molto più grande. Amen. Che il Signore ti benedica, che il Signore benedica la tua casa, la tua famiglia e che tu possa perseverare, non mola, non desiste. Se magari hai mollato, se magari hai tornato indietro, c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, c'è poco tempo, ma c'è ancora tempo. Il Signore sta vicino. Il Signore è vicino. Che tu possa tornare e mai più tornare indietro. Persevera, persevera. Amen. Gloria a Dio. Che il Signore vi dia la pace. Che il Signore vi aiuti ogni cosa, che lo Spirito Santo possa continuare a parlare con te, possa continuare ministrando il tuo cuore e che tu possa ascoltare, non indurisci il tuo cuore, non gira la spalla a questa parola, a questo Dio e continuiamo. Ci vediamo alla fine, non importa a che punto stiamo, alla fine saremo insieme. Amen. Che il Signore vi benedica. Torna. Che il Signore... Carmia, ringraziamo Dio per il compleanno della mia figlia, i miei nipoti. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Auguri Marisa, amò, tanti anni di vita è quello che vi auguriamo, che vi lascio il versetto 6 del Salmo, allora Salmi 23 versetto 6, ok? Più facile dire così. Che la bontà e la misericordia del Signore vi possano seguire e che potete abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vostra vita. Che beni e bontà vi accompagni tutti i giorni e che voi potete abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco. Nel nome di Gesù, questo è il nostro desiderio, perché che voi potete vivere tanto, vivere bene e vivere per il Signore. Amen. Gloria a Dio. Preghiamo per finire, ringraziamo al Signore e domani ci vediamo di nuovo nel nome di Gesù. Oggi abbiamo studio biblico, vieni a partecipare con noi. Vieni in chiesa,
a partecipare con noi dello studio biblico, è sempre una benedizione, è sempre molto ricco. ehm, quindi venite, Carmia che non può venire, che è così così lontana, ci accompagna su YouTube, ma noi che siamo qui a Firenze veniamo, amen. Vorrei vederti oggi nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per la tua presenza, per ogni sorella che è qui con me. Ti ringrazio per la loro vita e ti chiedo che tu possa fortificarli e che oggi, Signore, a quella che manca perseveranza possa essere perseveranti. Che oggi, Signore, quella che è tornata indietro, a quella che si è fermata, a quella che ha mollato, Signore, che nel nome di Gesù lei possa tornare a combattere, a percorrere, Signore, questa strada, la gara che ci è proposta. Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, aiutaci a santificarci. Signore, sappiamo che la santificazione dipende da noi, ma Signore, che ti chiedo a quelle, Signore, che sono scoraggiati, a quelle che hanno perso la speranza, che hanno tolto lo sguardo, Signore, del premio, hanno tolto lo sguardo dalla fine, hanno tolto lo sguardo da te. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, che noi possiamo stare insieme in questa strada, perché alla fine possiamo vederci, Signore, nel nome di Gesù. Senza fede, senza santificazione, nessuno vedrà te. Signore, per seguirti abbiamo bisogno di negarci noi stessi, negare noi stessi, negare la nostra volontà, negare i piaceri di questo mondo, negare, Signore, la nostra carne, che non è facile, ma è possibile e valerà la pena. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù, ci aiuta e ci sostiene. Ti chiedo, Signore, per Marisa, per Ramon, Signore, nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo, dai un regalo speciale, Padre spirituale, cosa che nessun uomo può dare. Signore, che nessun soldi può acquistare. Nel nome di Gesù ti chiedo, Padre. Ti chiedo, Signore, sulla loro vita salute, anni di vita. E, Signore, che loro possano spendere questi anni per te, Padre. Nel nome di Gesù ti chiedo e ti ringrazio. Ti chiedo, Signore, per il culto di questa sera, che noi possiamo stare insieme, porta ognuno in pace, Signore. Quelli che sono a casa, quelli che sono scoraggiati, Signore, che tu possa alzare questa persona, che tu possa, Signore, parlare, toccare, invitare, Signore, perché possiamo stare insieme, ascoltando la tua parola, perché la tua parola libera, perché la tua parola guarisce, perché la tua parola è potente, Signore. Nel nome di Gesù ti chiedo. Amen. Amen. Che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Ci vediamo più tardi. Gloria a Dio.